Bentrovati, benvenuti con Anziani in Movimento. Anche oggi daremo la possibilità a tutti i nostri telespettatori di svolgere insieme alla nostra dottoressa Rebecca Piemonte, laureata in Scienze Motorie presso l'Università degli Studi di Udine, di fare insieme una serie di esercizi di ginnastica. Naturalmente con la giusta progressione didattica, all'inizio lentamente, partiremo proprio dalle nostre spalle per fare un po' di attivazione, un po' di mobilità delle anche e una serie di andature anche sul posto, per cui tutti siamo pronti, possiamo essere scalzi, possiamo essere con le nostre scarpette, possiamo avere i nostri calzetti antisdrucciolo, in sicurezza, senza naturalmente nulla che ci possa in qualche modo ostacolare. Vai Rebecca! Iniziamo con delle circonduzioni delle spalle. Circonduzioni delle spalle, per cui le mani sulle spalle e ognuno di voi gradualmente svolge questo movimento. In pratica i gomiti vanno a descrivere dei piccoli cerchi e ognuno man mano che svolge l'esercizio aumenta questo tipo di escursione. Vengono fatti in avanti, vengono fatti indietro, possiamo farlo per una decina, una quindicina, una ventina di ripetizioni a seconda del tempo che abbiamo a disposizione. Naturalmente sarebbe opportuno che voi ci seguiste nel fare questi 12 minuti di ginnastica. Possiamo anche portare le spalle in alto e in basso. Salgo e scendo e abbino, salgo, inspiro l'aria con il naso, scendo lentamente ed espiro l'aria con la bocca o anche con lo stesso naso. L'importante però è respirare mentre si eseguono questi esercizi e farli proprio lentamente, gradualmente, ascoltando quelli che sono i messaggi che vengono dal nostro corpo. Abbiamo un movimento di circonduzioni delle braccia, anche qui lo facciamo molto lento e man mano cerchiamo di andare a dare ampiezza al nostro movimento. Vedete che allarghiamo la cassa toracica quando saliamo con le braccia verso l'alto ed inspiriamo e poi scendiamo. Gradualità, lentezza, ritmo nello svolgere. Bene Rebecca, adesso li stiamo facendo nel senso opposto, per cui verso dietro. Sono esercizi semplicissimi che possiamo svolgere in qualsiasi momento del nostro giorno. Possiamo fare delle variazioni, cioè portare uno avanti e uno Questo indietro. già un po' più articolato, lo fanno di solito i nuotatori quando si riscaldano, un braccio va in avanti e un braccio contemporaneamente va verso dietro. Passiamo un po' giù, dici Rebecca, passiamo alle anche? Certo. Benissimo. Qua cosa abbiamo esattamente? Cosa devono sentire, ascoltare i nostri telespettatori? Dobbiamo spostarci all'indietro, cerchiamo di creare dei cerchi con il nostro bacino. Poi, per cui mobilità del bacino. Assolutamente. Bene, piccoli cerchi in avanti e indietro, senza fare particolarmente sforzi nell'inarcare la schiena. E anche questo possiamo farlo una quindicina, una ventina di volte. Possiamo anche portarci in avanti e poi portarci indietro. Qui abbiamo un po' delle flessioni in avanti del busto e delle estensioni indietro. Per cui scendo lentamente, salgo e mi sposto indietro lentamente. Quando portiamo questi movimenti, anche il capo viene interessato, i movimenti devono essere molto lenti e graduali, sempre con la regola di ascoltare i messaggi che arrivano al nostro corpo. Bene. Possiamo anche muovere i nostri polsi, facciamo sempre delle rotazioni del polso, esternamente Bene. e poi Io internamente. direi che questi esercizi ci hanno scaldato, per cui spalle, anche le articolazioni dei gomiti, delle mani. Andiamo con un po' di andature sul posto? Ok, certo. Vai. Possiamo Semplice iniziare. corsa in suplesso sul posto, sollevando, vedete il ginocchio, ma
al movimento del ginocchio destro corrisponde il movimento in avanti del braccio sinistro. Chi vuole può farlo anche più lentamente, quindi possiamo fare una marcia. Per cui vado in equilibrio monopodalico, in posizione di marcia, benissimo. Leggera corsa sul posto, possiamo alzare di più le ginocchia, come si dice in gergo diventa uno skip, per cui una leggera corsa sul posto, alzando le ginocchia, abbinando il movimento delle braccia. Bene, Rebecca. Possiamo farlo anche all'indietro. Questa viene chiamata una situazione di corsa calciata sul posto, per cui vado in qualche modo a cercare di darmi alzare i talloni fino ai glutei, stando in posizione retta. Bene. Cosa facciamo? Calciata in avanti? Va bene. Leggermente solleviamo i piedi in avanti, deambuliamo in questo. Ok. Io direi che potremmo fare anche 2 passi incrociati, tipo ballerina. Eccolo lì. Vedete come le braccia ci danno sicuramente armonia ed equilibrio nel fare il movimento, piuttosto che sul posto possiamo fare dei semplici gambe divaricate e slanci le braccia, Per cui vedete che sono dei semplici esercizi di ginnastica e di attivazione. Ricordiamoci sempre che chi ha difficoltà può anche farlo lentamente, quindi vado da una parte, vado dall'altra. Brava Rebecca, è proprio questo. Non è necessario saltare. Per cui non salto, vedete che lo facevamo per alcune manciate di secondi, per cui quasi di corsa sul posto. E adesso potremo fare un po' di tonificazione, un po' di affondi. Certo, possiamo fare degli affondi sia lateralmente, quindi vado a destra. Qualche suggerimento nello svolgere questi affondi? L'importante è sempre ascoltare il proprio corpo, non sforzarsi, stare a una distanza abbastanza fattibile, stare a una distanza mantenibile lateralmente, quindi cerchiamo di cercare sempre l'equilibrio, non facciamo il passo troppo lungo, ma non stiamo neanche troppo vicino, se no sforzo anche l'altra gamba. Quindi cerchiamo di stare circa a una distanza di 1 metro, una distanza che ci permette di piegarci e allungare l'altra gamba. Quindi piegare una gamba e allungare l'altra, senza perdere la cosa più importante che in questi casi è l'equilibrio. Questi sono degli affondi laterali, possiamo farne una decina da una parte e una decina dall'altra, come stai facendo. Assolutamente. E se dovessimo parlare adesso degli affondi invece frontali, eccolo lì, dei suggerimenti. Anche in questo caso cerchiamo di stare molto attenti al passo che facciamo, non dobbiamo esagerare, facciamo un passo come se stessimo facendo un passo lungo camminando e sempre mantenere il busto dritto, non ci vogliamo spingere in avanti, non vogliamo andare indietro, dobbiamo sempre cercare quella posizione di equilibrio. Quindi lo facciamo lentamente, cerchiamo di stare dritti, gamba a 90 gradi e cerchiamo soprattutto di non andare col ginocchio troppo oltre la punta dei piedi. Il ginocchio della gamba in avanti non deve andare mai oltre la punta del piede, esatto, giusto? Esatto. E con l'altro ginocchio invece vado a cercare di avvicinarmi a quello che è il pavimento. Il busto eretto, sguardo in avanti, le braccia se le metto ai fianchi mi vanno a stabilizzare questo movimento che facciamo una decina di volte con una gamba in avanti, alternato. Possiamo eseguire anche degli squat. Famoso squat, ecco. Sempre gambe abbastanza divaricate, vogliamo stare in equilibrio, non dobbiamo andare con le ginocchia oltre le punte dei piedi. Ci portiamo all'indietro, dove arriviamo non è importante arrivare fino in fondo, dove si arriva. Per cui ognuno scende leggermente, per cui proviamo. Prima lentamente e poi saliamo. Anche qui abbinato sempre alla respirazione. Possiamo anche portare le braccia verso l'alto, aumentando un pochino la difficoltà. Possiamo anche eseguirlo lateralmente, quindi facciamo uno squat laterale, manteniamoci sempre con lo sguardo dritto,
non perdiamo mai l'equilibrio. Bene, dottoressa Rebecca, ci regaliamo 1 minuto e mezzo anche di stretching, di allungamento, Certo. un po' per le muscolature che abbiamo interessato? Certo, assolutamente. Allora, possiamo portare, cerchiamo di prendere con la mano un piede, lo portiamo più in alto possibile, cerchiamo di toccare col tallone i nostri glutei. Questo serve ad allungare soprattutto la parte, diciamo, frontale della nostra gamba, la coscia, il quadricipite, esatto. Manteniamo per qualche secondo. Lo stretching, ricordiamoci sempre che andrebbe fatto anche tutti i giorni, con esercizi che manteniamo per 10-15 secondi e lo possiamo eseguire anche dall'altra parte. Allo stesso modo possiamo portarci verso il basso, cerchiamo di toccare il più possibile le punte dei piedi, se non riusciamo andiamo per step, cerchiamo le nostre caviglie. E possiamo anche flettere un po' il ginocchio, possiamo piegare il ginocchio, se uno non ce la fa in qualche modo scendere, piega, come vedete la Rebecca, il ginocchio e questo mi sembra una buona opportunità. Allo stesso modo possiamo piegarne uno e stendere l'altro. Cerchiamo sempre di mantenere per 10-15 secondi, non ci interessa fare movimenti molleggiati, l'importante è mantenersi in posizione. Dove riusciamo, non è importante esagerare. Per cui ginnastica dolce, lentamente ascoltiamo il nostro corpo. Arrivederci alla prossima puntata con Anziani in Movimento. Grazie Rebecca. Grazie.